Al via nella città di Grotte lavori per la riqualificazione dell'ex plesso Sciascia, Museo Renzo Collura. L'amministrazione comunale grottese ha lavorato riuscendo a riprendere il finanziamento e appaltare la progettazione e poi i lavori. L'edificio ospiterà tra l'altro il Museo Renzo Collura, che accoglierà diverse opere del maestro grazie alla collaborazione con il figlio Athos Collura, pittore e scenografo la cui vita artistica si svolge a Milano ormai da tanti anni. Si tratta di un momento particolarmente importante per la cultura e la tradizione della città di Grotte. Oggi per Grotte è un grande giorno, una grande giornata, perché abbiamo finalmente il piacere, l'onore e il grande privilegio di avviare i lavori di di riqualificazione di questa importante opera, un'opera molto importante per il nostro paese, anche perché al di là del fatto che verrà realizzato un nuovo centro culturale, la cosa che ci inorgoglisce in maniera particolare è il fatto che qua nascerà il Museo Renzo Collura. Renzo Collura, un grande artista che ha dato lustro e che ha qualificato il nostro comune, non solo nella nostra Sicilia ma in tutta Italia, anche nel mondo. Un'iniziativa che nasce da tanto tempo. So che da diversi anni le varie amministrazioni hanno cercato di realizzare il Museo Renzo Collura, e grazie anche alla collaborazione con il figlio, che saluto affettuosamente, oggi non potrà essere qua con noi, Athos Collura, grazie alla collaborazione che fin dall'inizio abbiamo avviato insieme all'assessore alla cultura e vice sindaco Anna Todaro, che ha insieme a me iniziato questo percorso. Finalmente siamo riusciti ad avviarlo e a rendere concreto un sogno di Athos, che ci ascolta, che ci sente, che mi chiama continuamente, e che è felice per questa opera che stiamo per realizzare. A nome dell'intero Consiglio Comunale non possiamo fare altro che esprimere viva soddisfazione per il risultato ottenuto. Oggi è una giornata importante perché recuperiamo una struttura abbastanza grande per onorare un illustre cittadino che è appunto Renzo Collura. Renzo Collura è stato un operatore culturale a livello internazionale ed era un fatto d'obbligo per questo cittadino illustre fare una mostra permanente ad un centro culturale dedicato alla sua persona. L'intero Consiglio Comunale è lieto e felice e accoglie con giubilo questa iniziativa, e finalmente, dopo svariati anni di procedure, dopo svariati anni di fatica e di lavoro, siamo riusciti ad ottenere questo importante risultato. Signor Sindaco, signore e signori del Consiglio Comunale, esprimo il mio commosso compiacimento per i lavori dell'amministrazione comunale volti alla realizzazione del museo dedicato a mio padre Renzo Collura, venendosi finalmente a colmare una lacuna protrattasi per troppo tempo nella sua terra natale. Un tempo che per fortuna non è trascorso inoperosamente. Nel 2013 il Comune di Pavia realizzava una grande mostra antologica nei locali del Museo del Castello Visconteo. Non ultimo è il contributo dato dallo scrittore Stefan Capalicu, con il suo libro Renzo Collura, un artista disperso in Albania, frutto di una meticolosa ricerca scientifica, con la quale si è documentata in maniera sorprendente l'attività culturale di Renzo Collura nel periodo bellico in Albania, venendosi così a creare, tramite lui, un ideale ponte culturale tra Grotte e Scutari. Il libro è stato presentato nelle principali riviste cartacee online, nonché sulla televisione albanese. Il tempo, per fortuna, sa a volte riprendere i ritmi interrotti di processi apparentemente sopiti, coadiuvato dall'azione di sognatori imperterriti e appassionati. Tra questi, sicuramente da annoverare il signor Sindaco, dottor Alfonso Provvidenza, coadiuvato nella determinazioni risolutive della Giunta del Consiglio Comunale. Voglio associare in questo virtuoso processo la signora Agnello Assunta e il professore Piero Carbone, amico ed estimatore di mio padre di lunga data, e che mi è stato di sostegno in ogni iniziativa promossa per valorizzare la figura e l'opera di Renzo Collura. Ma in questa significativa circostanza vorrei lasciare la parola a mio padre, che in occasione di una delle tante iniziative culturali nel suo paese natio
quando era in vita, parla col cuore in mano mentre prefigura per Grotte un ruolo speciale, quello di centro dinamico di irradiazione culturale.